No. Sei pronta? Vista. Ragazzi, buongiorno. Se state guardando questo video questo pezzo di video è perché alla fine ho creato qualcosa di interessante che voglio portare sul canale, perché l'appuntamento di oggi, per me almeno, è quello di andare a farsi un giro in moto senza fretta, senza orari, senza niente organizzato, sapendo solo quali sono le tappe che voglio vedere e raggiungere, ma con calma, cioè tutto un giorno dedicato a me e lei. Ok? Passeremo prima in concessionaria a ritirare un pezzo che avevo ordinato, che è il ricambio di queste pedaline, perché si stanno distruggendo, soprattutto quella di là. Poi se mi parte il matto li prendo come mi ero proposto la sella Comfort, almeno quella di guida, così la provo. E l'assetto di oggi è questo. Sì, sembra che sto per partire per un viaggio in Mongolia, ma in verità quelle di lato sono lì e non le smonto, perché smontarle. Questo me lo porto via soltanto perché dentro dopo ci devo mettere pezzo di sella qui, e comunque male non fa. E ovviamente abbiamo la nostra bellissima borsa da serbatoio, in cui sopra ho messo, che già si sta caricando col sole, il mio power bank, e non si sa mai. Ovviamente abbiamo sempre la nostra ricarica del telefono qui, ma la collegherò al telefono. Ci ho messo la mia bella Insta qua per far vedere quanto sono bello mentre guido. E dentro la borsa, per quando trovo momenti interessanti da fermarmi per fotografare e far volare col drone, ho messo tutta l'attrezzatura. Quindi ho il drone, ho la fotocamera piccola e compatta della Fuji, la X100F. Io uso questa perché odio portarmi via l'attrezzatura, super obiettivi, piccola, semplice, street, veloce. E poi il nuovo telecomando RC della DJI, che sostituisce il vecchio RC, come si chiamava, smart controller vecchio che avevo, che questo è più semplice, più leggero, e fai quello che devi fare col mio drone. Dentro alla scatoletta della GoPro ci ho messo tutti gli accessori, come questa la videocamera, e poi ho la GoPro che si attacca al casco se voglio riprendere anche un po' di strada. Parto, se no si fa troppo tardi e sono già le 10 e qualcosa. Ci vediamo in strada o direttamente sul Garda, perché tutta la parte iniziale non so se vi interessa ed è bello da fare, quindi per magia ci troviamo oppure a Vicenza, vediamo. Ciao. Ragazzi, eccoci. Allora, spero che mi sentiate, perché qui c'ho la strada dietro che parte. Sono a Vicenza. Sono entrato e mi hanno offerto subito un caffè. Cioè, sempre punti in più, veramente. Ho preso un pezzo che mi serviva, cioè me l'hanno fatto arrivare e in più l'ho presa. Ragazzi, la sella Comfort. Adesso la montiamo. Ci facciamo un bel giro fino al lago di Garda e vediamo la differenza che c'ha. Ok, sembra che non sia cambiato un cavolo, però una cosa c'è: il marchio Royal. Ovviamente è più scura, è più pulita, è nuova, e lo proveremo solo andando. Ragazzi, mi sono appena seduto e già la sento più dura, ma non, e ti copre tanto il largo, però è bella solida, buono, per ora è ottimo. Ma porca troia. Destino crudele, ragazzi. Avevo tanto voglia di una GoPro, alla fine l'ho trovata usata, la sto usando, l'ho montata sul casco qua per riprendere di lato, anche se avevo voglia di mettermela qui
davanti alla bocca del casco, così da riprendere di fronte e parlare e farlo sentire. Però mettendola qua mi si è spaccata tutto l'attacco del cazzo di 2 euro cinese. Basta, mi arrendo e comprerò, costa 10 euro l'attacco da mettere sul casco davanti qua alla bocca, così posso parlare e mi sentite. Ah, ma è un destino crudele. Andiamo avanti così, pensiamo a farci un bel giro oggi, va. Comunque la sella già in autostrada si sente comoda, ti tiene su, bella, mi piace. Che cazzo. E adesso? Allora torniamo al vecchio metodo, metto questa bella Insta qui attaccata al casco e quando ci sono belle strade, bei panorami utilizzo questa, e la GoPro intanto la sto mettendo un po' in carica perché è scesa al 50%, attaccata al power bank, quello con ricarica anche solare, così me la ricarico e me la metterò qui, non so cosa dire, che palle. Vabbè dai, per ora oggi va così. Bel sole che fa oggi. Andiamo ragazza, siamo pronti. Andiamo. Niente ragazzi, non lo so, non è giornata per fare un po' di off, perché mi sono organizzato da viaggetto in strada, lago di Garda, robe panoramiche così, no? E che cacchio, se vado adesso lì con questo, non lo so, non me la sento, io voglio fare proprio un bel giretto, non voglio sudare. Cioè sì, so che mi divertirei, però verrei in un'altra volta, organizzato in un altro modo. Ragazzi, un'altra volta, ricordiamoci questo sentiero. No, io volevo andare al lago, quindi adesso direzione lago. Lago di Garda. Dai che forse è ripartita. Allora, visto che ho rinnegato una bella strada di montagna molto sterrata, ma non era ghiaia, era proprio strada montagna, no? Quindi pietre, com'è che si chiamano? Mulate? Ecco, l'ho rinnegate perché oggi non me la sento con bauletto, voglio proprio viaggiare. Ci facciamo questo serrato di questo parcheggio, eccolo qua, ci facciamo questo bel sterrato e poi proseguiamo. Abbiamo ancora tanti chilometri da fare, una bella giornata davanti, una bella giornata di sole e la nostra Ima ci porta a fare un bel giretto oggi. Sì, ciao.
Non lo so ragazzi, oggi è tutto un casino, forse è da tanto che non faccio video così, faccio sempre video di recensioni, mi sto godendo il giro. Comunque, adesso siamo nelle valle del Pasubio, quindi adesso da qui andiamo verso Rovereto. Poi da Rovereto andiamo a Garda, da Garda proviamo a scendere la parte laterale del Garda verso la Lombardia, vediamo se riusciamo a farci la strada della Forra e poi torniamo a casa. Mi dispiace, ma sono sicuro che non potrò riprendere molto perché mi si è rotto l'attacco di questa GoPro, come avete visto nel casco, quindi prenderò quello da mettere qui. La Insta, non lo so, va e non va, ora l'ho messa in carica, adesso provo a riattaccarla nel casco qui e in caso comunque vi farò sapere come si sta comportando questa sella, che per ora mi piace. A voi, a molti di voi non piacciono questi qua, ma io ve li ripeto, questa moto qui magari molti di voi ce l'hanno per fare sterrato, divertirsi, come se fosse una moto no, da enduro, da cross, no? Infatti molti la elaborano, la modificano come una moto da cross. Va bene, sono gusti. Io la vedo come un GS, io ci viaggerei molto volentieri. E infatti molti mi hanno detto sembra un GS, sì, infatti con le valigie così sembra un GS, ma a me piace così perché io ce l'ho puntata principalmente per viaggiare su strada, farmi chilometri, andare dove voglio e non puntandola sullo sterrato come la via del sale, così li faccio volentieri organizzandomi, ovviamente senza bauletto e organizzandomi prima, però principalmente ce l'ho per farmi bei giri in moto, viaggetti. Vabbè, comunque questi qua si stanno comportando molto bene perché alla fine tengono molto il freddo e l'aria e le manopole riscaldate, però oggi pazzesco, non le sto usando troppo, però le metto a metà e cioè vabbè, aiutano molto. Cosa c'è ancora? La giacca lasciamo stare, cioè è il top. Il piumino neanche ce l'ho sotto, siamo a 8, 7, 6 gradi, adesso stiamo alzando sempre di più, un po' fresco. Tutto il resto a posto ragazzi, adesso provo a farmi un altro bel giro, continuo ad andare su perché ho tutto il giorno, devo ancora mangiare. Boh, ma che bello là sopra. Guardate che bello là sopra, è innevato, c'è non so, un castello, cosa c'è là? Che figata. Bello, non fa neanche troppo fresco, si sta proprio bene. Sentite che silenzio. Solo qualche macchina ogni tanto. Va bene, ciao. Ho dovuto fermarmi perché
attenzione, passa qualcuno, guardate che bello là in fondo, guardate come passa la luce. Adesso vi facciamo una bella foto qua sul cancello, non so come venga, intanto la ragazza sta lì, qua dove c'è un bel cancello, guardate giù, cioè queste qua si continua, pazzesco. Voilà, guardate, fantastico. Dov'è la chiesetta? Poi sistema con Photoshop. Guardate come passa la luce, sai là col drone all'indietro o in avanti, bello.
Sì, abbiamo aspettato un po' il semaforo, abbiamo fatto la strada della Forra, giusto? Però, cioè forse bisogna farla camminando. Ora se vado dritto non so dove finisco, però era bellissima dietro, vorrei tornare indietro, però, cioè, boh, cosa dite? È da rifare 1000 volte, per fortuna ho fatto il video, non sto facendo drone. Che bello. Ritorno indietro, la rifaccio, vado dritto. La rifaccio e torno indietro un'altra volta, ragazzi. Oh, mi piace, la rifaccio, tutta quanta, via, la rifacciamo. Amici del tubo, bentornati con me sul mio canale. Oggi vacanze di Natale, sono in ferie, quindi ne approfitto a fare dei bei giri. Dove siamo? Beh, lo sapete già, il video continua con questo piccolo... siamo qui, ci siamo fatti un bel giro. Oh, wow! Ha paura, Lago di Garda. Ok, Lago di Garda, guardate che paesaggio, che giornata che abbiamo beccato oggi, pazzesco. E la contessa ci ha portato fin qui, abbiamo fatto un bel girotto senza meta, cioè in tranquillità. Abbiamo detto no a certe cose, ma guarda che soddisfazioni, cioè è strada della Forra, giusto, si dice così, madonna, ogni volta me lo scordo, è fantastica. Allora, come avete visto dal video, sono salito, ho fatto le riprese, ora come ora non so come siano venute, penso che siano venute normalmente bene, dai, anche perché adesso la GoPro non l'ho messa sul casco, ma ho dovuto attaccarla qua, vedete, sul manubrio, perché mi si è staccato quel pezzo. Ora sto scendendo e voglio rifarla perché è bellissimo, poi torno su, continuo via dritto e dopo basta, per oggi è finita, anche perché da qua devo andare fino a casa e la farò in autostrada. Cosa volete vi dica? Non c'è niente da dire, guardate. Da star qua in silenzio, godersi il rumore della cascata, non so se la sentite, c'è una cascata là sotto che parte da su. Il drone non ho voglia di usarlo perché c'è vento, c'è freddo, sì, posso anche usarlo, ma voglio mettervi via e godermi questa pace, e comunque sì, partire prima di andare su. Lei è sempre fortissima, non so se poi l'avete sentito durante la strada, ma le moto che incontro sono poche, ma solo GS e lei e l'Himalaya. Ora appena passata una Vespa, penso come la mia VNB2 del 62, VNB3 scusate, è passata per di qua, truccatina, e la sentivi, bel vespone per di qua. Oh ragazzi, è bella questa strada, l'avevo già fatta in macchina, in moto è un'altra cosa. Questo è un bellissimo giro che anche in due con Elena sarebbero venuti tranquillamente, non fa freddo, ma minimo sono sceso a 8 gradi 7, si sta bene, c'è freschetto inverno ma non mi sto congelando, un po' di neve prima, ma questo qua è proprio bello, ci voleva un bel modo per rilassarsi e staccare. Comunque il salto ve lo faccio fare ancora perché è stato troppo divertente. Basta, metto via tutto. Ciao. Devo ancora mangiare. Sono le 4. Penso che ho mangiato 2 barrette. Non ho bevuto un cazzo, non mi sono portato via niente. Quindi adesso me la tiro fino a casa, vado a prendermi una pizza, mi sgolo una birra con pizza e mi mantengo così, anche perché se mangio dopo i pantaloni e il busto qua mi scoppiano. Mamma mia. Va bene, dai, bellissimo. Allora,
mi è venuta la voglia di dire, ma magari una bella foto col drone dall'alto che fa vedere questo tornante e il lago in fondo sarebbe carina da fare. Quindi ho detto, va bene, dai, tanto ci metto 2 secondi. Però sono il solito bravo ragazzo che pensa sempre, ma qua si può volare col drone? Oh, bentornati. Ciao a tutti. Sono fuori dal pub. Non ho potuto parlare tanto perché non c'era nessuno, c'era la musica alta e ero da solo sul mio tavolo. Vabbè, se parlavo sembravo più matto del matto. Comunque, ci voleva una bella sosta in sto pub, avevo voglia di una bella birra, una bella Guinness, mi sono mandato un bel panino, una bottiglia di acqua anche, che non avevo bevuto acqua, no, tutto il giorno non ho bevuto acqua, non so come ho fatto oggi, non so proprio come ho fatto.
Adesso, sapete cosa vi dico? Siamo a Bussolengo, dobbiamo tornare a Padova in autostrada. Siccome c'è un bel freddo, io adesso mi organizzo con il mio nuovo... come cazzo si chiama? Passamontagna alpino, d'alpinisti della Decathlon, perché ci sarà tanto vento e ho freddo, e attacco anche la giacca perché dopo mangiato con sto freddo lo sento. Non mi metto il coso della schiena o se no mi si blocca la digestione. Non ho mangiato tanto, però è il giusto. Che freddo, mamma mia. Oh, siamo pronti. Allora, madonna, la giacca già brucia. Poi è potentissima, state scherzando? Dov'era? Porca troia, brucia, cazzo, scalda subito. Dai, guardate che calore. Perché quando l'accendi subito parte al massimo e io non vedo il potenziello acceso, ho detto vabbè, accenditi e già scalda, meglio. Devo ricordarmi dov'è. No. Ok, quanti messi, non so se mi sentite, manopole da calde. Qua mi dice che arriva alle 9, sono le 8, dai, un'ora di autostrada. Ho sbagliato strada, sono andato ad Affi. Benzina e torniamo a casa. Intanto questo funziona bene. Contessa. Ma tolgo il casco oppure no? Allora. Wow. Eccolo qua, come siamo al buio. Sono un po' un alpinista, vabbè lo stesso, se posso... no. Allora, dovete scusarmi per il fatto che questo canale, aperto neanche da un anno, sta prendendo piede sempre di più, sempre grazie a voi e vi ringrazio. Come lavoro, come fotografo, non video, perché video non è il mio lavoro, in verità io sono solo un fotografo, ma se mi dite fai un video, fai una foto, racconta con foto e video, io
sono tranquillo, rilassato e so che porto a casa una bellissima cosa. Ma se mi dite di parlare, vedete, faccio un po' di fatica, devo ancora abituarmi a parlare per voi per il tubo davanti alla videocamera. È un po' difficile, vi dico la verità. Bisogna pensare, preferisco scrivere perché ci pensi di più, però vabbè, come sapete io vado d'impulso. Grazie sempre, se state guardando questo pezzo è perché alla fine questo giro ha portato qualcosa di bello, di creativo, di interessante che ho portato nel canale. Se non c'è, vabbè, sto parlando a vanvera. Oggi è stata una giornata che volevo solo dedicarmi a stare 8, 10, 12 ore in moto e girare. Cioè girare in moto, stare sulla sella, farmi male il culo, soffrire la fame, la sete, vedere posti bellissimi. Ed è quello che ho fatto e che sono riuscito a fare. Sono partito con calma senza avere intenzione di partire presto per raggiungere, cioè con calma, perché tanto di mattina fa freschetto, quindi ho detto andiamo con calma. Sono partito forse alle 10. Come avete visto ho sbagliato ho fatto una strada che poi non volevo più proseguire, sono tornato indietro, l'ho allungata un pochino e poi un bel giro in posti fantastici, proprio bello. Lo devo rifare anche con Elena, ma lo devo rifare perché è da rifare con calma, piano piano, andata e ritorno 2 o 3 volte, anche perché non vedo rivedermi il video. E dopo aver mangiato a Bussolengo ho sbagliato strada. Per prendere l'autostrada sono andato ad Affi, quindi l'ho allungata di 20 km. Però vabbè, sono uscito, ho fatto un'altra volta la benzina e ho ripreso l'autostrada e sono finalmente arrivato a Padova. Ho fatto in tutto oggi sui 430-440 km e vi dico la verità, con questa sella Comfort della Royal Enfield è un'altra cosa che la sella di base. Ha un materiale un po' più solido, lo senti subito appena ti siedi, non è un solido che fa male ma accutisce e non si sfonda col tempo, e in più ti prende tutte le chiappe. Mi trovo bene, voglio provarlo anche con il Tucano sopra, sì, che magari fa stare ancora un po' più comodo. Vabbè, che posso dire? Oggi sono stato fortunato perché non era freddissimo, sono stato tra i 10, forse 11-12 gradi ai 5 gradi magari dove c'era un po' di neve su. Al ritorno ora dovrebbe essere 5, 6, 7 gradi, ma non fa freddo per fortuna. E questi calzetti invernali della Sixx insieme alla maglietta invernale fanno il loro dovere. I scarponi hanno tenuto, i pantaloni della Tucano con la calzamaglia sotto anche troppo, secondo me stavo bene anche senza calzamaglia, ma va bene così, non ho sofferto il caldo. E l'unica cosa è che li sto un po' forse aprendo nel bacino perché li ho presi un po' troppo piccoli, forse era meglio una L, quindi stavano un po' più larghi e un po' più lunghi. Questa giacca, ragazzi, è fenomenale perché aria, freddo, vento, non passa, non c'è storia, non ha piovuto, però vabbè. Non ho mai usato il piumino sotto da quando sono partito perché sapevo che faceva caldino. Io sono sceso di casa col piumino per arrivare in garage e mettermi la giacca, ma già col piumino addosso sentivo un caldo pazzesco, quindi l'ho tolta. Però l'ho voluto mettere solo dopo aver mangiato per tornare anche attaccato alla presa qui. Ora ce l'ho attaccato a potenza metà, si è riscaldato subito, però a metà potenza sto benissimo. Chissà, alla potenza massima quando ci sono 0, meno 1, meno 2 si sta, secondo me, benissimo. Le manopole non le ho mai usate al massimo perché alla fine si sta bene anche con questi guantini. È stata una giornata perfetta, se veniva anche l'aereo non si sarebbe mai lamentata. Bene ragazzi, sono contento, è stato un bellissimo giro, vi consiglio di passarci di là. Sono stanco, autostrada sì, autostrada no, chi se ne frega, se c'è da fare si fa. Ho fatto, come avete visto, 100-110 km all'ora nella mia corsia. L'unica cosa che dà fastidio è che questo casco non va bene, sia per gli spifferi, infatti ho questo bellissimo che non fa passare niente, passamontagna da alpinista della Decathlon, che veramente 19,90 €, ragazzi, è fantastico, non fa passare aria.
Però l'autostrada e il vento che passa nel casco si sente sempre bordello, dopo un po' a me mi viene mal di testa, quindi arrivo a casa in per un bel moment. Sì, c'ho anche i tappini, non me li sono messi, ma non è che facciano quel granché, ci vorrebbero veramente quei caschi che non fanno passare niente. Vi do una news: ho comprato un nuovo casco, mi sta per arrivare, so già che l'avrò preso troppo piccolo, peso una M perché questa è una L e col tempo ho sentito che si è un po' allargato. Se prendo una M magari mi sta un po' più stretto, però col tempo un po' si allarga ed è un po' più come si dice, più fisso, non so come spiegarvelo, più idoneo alla mia testa. Ed è un bel casco Adventure di Scorpion, non mi ricordo il modello, per chi ne sa avranno già capito, nero e grigio, bellissimo, non vedo l'ora che arrivi e lo proverò molto volentieri. E cosa vi posso dire ancora? Basta ragazzi, la IMA si è guardata bene. Ah sì, in autostrada avrei voluto avere un GS, ma veramente, cioè avrei sparato 130 e passa, fatto, guarda, avrei voluto avere veramente un GS per correre e non sentire forse niente. Un giorno devo provarlo, però vabbè, la IMA si comporta bene. L'autostrada è noiosa, è noiosissima, porca puttana. L'unico modo per salvarsi è mettersi un po' di musica sull'interfono che ti dà compagnia, però mamma mia, è una noia mortale. Per fortuna è finita, sono arrivate, vado a casa, cazzo è tardi, devo andare a dare da mangiare al piccolo Bruno. Quindi vi ringrazio, se volete continuare a seguirmi, volete abbandonare il canale, volete aggiungervi, fate quello che volete. A me basta aver dato questo video, che mi sono fatto un bel giro, quello è l'importante, e me lo tengo per me come ricordo, e a voi se vi fa piacere. Grazie anche a tutti voi che mi contattate anche in privato, troppo gentili, perché non sono nessuno, cioè ragazzi, sono uno come tanti che ha preso una moto e gli piace condividere le proprie esperienze, che mi avete scritto su WhatsApp, su Facebook, addirittura tramite mail. Grazie. E basta, adesso farò un bel video cercando di parlare il meno possibile su tutti gli accessori dell'Himalaya, per dare finalmente il contributo nel canale di tutti i miei belli accessori che dovrebbero essere finiti, non lo so perché ogni mese ne aggiungo uno, però vabbè. Ok, ciao, alla prossima.